Oggi 4 dicembre ricorre la festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, dei Minatori e della Marina Militare. Pronto il bando per 1024 dipendenti regionali prevista, una sola prova scritta, sarà pubblicato il 29 dicembre. Gli sconti ufficiali dal 2 gennaio al 15 marzo, data anticipata su richiesta delle associazioni di categoria. In provincia di Agrigento più di 300 donne si ammalano ogni anno, le ultime novità diagnostiche e terapeutiche. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi è Santa Barbara, rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità. Vigili del Fuoco in festa per la loro patrona. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Comandante, oggi la festa di Santa Barbara qui ad Agrigento viene festeggiata dopo la pausa post-Covid. Sì, anche per quest'anno festeggiamo la nostra Santa, che per noi rappresenta un simbolo estremamente importante, un simbolo di unione, di fede verso gli ideali di tutti i Vigili del Fuoco, il sacrificio per aiutare gli altri. Questo è stato un anno molto complicato, abbiamo avuto ancora la pandemia e inoltre si sono succeduti eventi meteorologici avversi, sia d'estate, ricordate il lunghissimo periodo di incendi boschivi e le altissime temperature del mese di agosto, e successivamente piogge molto copiose sia su Sciacca che su Agrigento e danni conseguenti. Per fortuna non abbiamo avuto vittime, ma è stato un momento molto difficile. Insieme alla Protezione Civile, alle Forze dell'Ordine, con il coordinamento del Prefetto, siamo riusciti a dare il necessario aiuto alla popolazione. Quindi siete sempre vicini, diciamo, alla gente, insomma, i Vigili del Fuoco sono sempre un punto di riferimento quando succede qualcosa in particolare. Certo, questa è la nostra missione, per fortuna la gente ci vuole bene, di recente c'è stato un sondaggio, l'88% della popolazione riconosce nei Vigili del Fuoco un corpo che positivamente dà aiuto alle persone, questo ci inorgoglisce, però è un impegno a mantenere questo alto livello di efficienza per l'aiuto di tutti. In provincia voi siete presenti anche in altri distaccamenti? Sì, ricordavo Sciacca, dove nel pomeriggio andrò a fare un'altra cerimonia nella cattedrale, poi abbiamo il distaccamento di Canicattì, il distaccamento di Licata, il distaccamento di Santa Margherita Belice e poi l'isola di Lampedusa con il distaccamento aeroportuale e terrestre. Quindi che messaggio dare, diciamo, anche a chi oggi è presente, non solo, ma anche a chi ci vede da casa? Il messaggio è quello di avere sempre fiducia nei Vigili del Fuoco, che sono disponibili ad aiutare tutti, ma di saper porre in essere tutte le azioni di autoprotezione, specialmente nelle giornate in cui sono previsti gli avvisi di rischio meteorologico, seguire questi avvisi, mettersi in sicurezza, evitare comportamenti pericolosi, perché chiaramente noi e gli altri, Protezione Civile e Forze dell'Ordine, siamo sempre a disposizione per aiutare, ma i cittadini ci devono dare una mano. Ci sarà una consegna di riconoscimenti? Successivamente in chiesa, dopo la cerimonia, verranno consegnate le croci di anzianità e di congedo definitivo per il personale andato in pensione, anche dell'anno 2020, perché sapete bene che l'anno scorso non si è potuto festeggiare la Santa Barbara per le restrizioni Covid. Quest'anno per fortuna con la campagna vaccinale va un po' meglio, anche i Vigili del Fuoco si sono vaccinati in grandissimo numero e quindi possiamo fare, diciamo, abbastanza in sicurezza questa consegna di cerimonia, che è un momento di raccordo, di ricordo del personale che è andato in pensione e serve a far squadra, che è la cosa più importante per noi Vigili del Fuoco. Qual è il vostro ruolo all'interno del corpo? Lei è segretario, oggi è la festa di Santa Barbara, cosa dire? Allora, nell'associazione confluiscono, ma non solo, non è esclusivo appannaggio dei pensionati. Io come pensionato sono subito entrato a far parte dell'associazione nazionale. Il ruolo anzitutto è quello di continuare a alimentare nel personale che va in pensione quello spirito di corpo che ci ha contraddistinto e ci contraddistingue ancora come corpo nazionale. Il ruolo è quello della divulgazione della cultura della sicurezza nelle scuole, infatti a causa della pandemia c'è stata negli ultimi anni un'interruzione di questa attività. Ora speriamo che la pandemia si allontani e quindi riprendiamo ad andare nelle scuole a divulgare la cultura della sicurezza, che si conclude ogni anno con
la famosa manifestazione pompiere per un giorno che coinvolge tanti bambini dell'Agrigentino. Si sono fatti diversi anni, sono state diverse manifestazioni, purtroppo, ripeto, per la pandemia non si è fatto, quindi questo è uno. Poi ci sono tante altre iniziative di solidarietà, c'è un protocollo d'intesa con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco perché l'associazione mette a disposizione i pensionati per la gestione logistica durante le calamità e quindi questa è un'altra iniziativa e in questo momento Agrigento sta cercando di aggiornare lo statuto per entrare nel cosiddetto terzo settore della protezione civile per avere un ruolo ancora più attivo nel campo del soccorso e della protezione civile. È morto il ragazzino di 17 anni colpito alla testa da un proiettile martedì scorso in via Platone a Noto, in provincia di Siracusa. La commissione medica che ha eseguito gli accertamenti nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi centro di Catania, dove il giovane è stato ricoverato, aveva dichiarato la morte cerebrale e la procura di Siracusa ha affidato l'incarico per l'autopsia sul minore. I familiari non hanno prestato il consenso alla donazione degli organi. Al momento l'inchiesta avviata dalla procura per omicidio è a carico di ignoti. Secondo quanto emerso dai primi rilievi dei carabinieri che hanno controllato i sistemi di videosorveglianza nella zona martedì sera, vi sarebbe stata una lite tra due giovani o due gruppi di ragazzi che probabilmente avrebbero abusato di alcol. Il 17enne è poi salito su un'auto insieme ad alcuni familiari. Un giovane si sarebbe avvicinato all'automobile e avrebbe esploso più colpi di pistola, uno dei quali ha colpito la vittima alla testa. La madre dentro l'auto ha dichiarato di non essersi accorta di nulla. I carabinieri hanno letteralmente assaltato la zona, teatro dell'agguato, e hanno sequestrato pistole, munizioni di vario calibro, armi bianche e oltre 100.000 euro in contanti. L'intervento è stato effettuato in contrada Arance, teatro della sparatoria, abitato dalla comunità dei cosiddetti camminanti. Oltre 200 carabinieri del comando provinciale, supportati dalle unità cinofile, hanno circondato il quartiere e hanno setacciato casa per casa alla ricerca di armi detenute illegalmente. Lo scorso 22 novembre, causa maltempo, una frana siculiana ha reso necessario lo sgombero di 20 alloggi. I lavori procedono velocemente in regime di somma urgenza per permettere alle famiglie della cooperativa La Casa di rientrare nelle proprie abitazioni. Arturo Cantella. Siamo con il sindaco di Siculiana Zambito. Ecco, come vanno le situazioni dopo la tragedia che è successa della frana qualche giorno fa? Sindaco, ci aggiorni in materia? Ma per intanto stiamo continuando ad assistere le famiglie sfollate, che è una cosa fondamentale per noi, dopodiché stiamo lavorando sul progetto che stiamo riformulando. C'era già un progetto, ma visto la frana siamo costretti ad intervenire, quindi siamo a buon punto, spero nell'arco di 10 giorni già di essere nelle condizioni di avere il progetto nuovo. C'è stato un appello, una corsa ad accogliere le tante famiglie, si aspettava questa grande solidarietà da parte di tutti? Ma sì, tutto sommato sì, Siculiana è un piccolo comune, ci conosciamo tutti, quindi come prima situazione noi abbiamo fatto un appello alle strutture alberghiere del posto, abbiamo trovato spazio immediatamente, quindi nell'arco di mezza giornata abbiamo sistemato tutti. Adesso man mano le famiglie si stanno sistemando in appartamenti per vivere in maniera un pochettino più tranquilla e più dignitosa, insomma. Che Natale sarà, sindaco, a Siculiana? Sarà un Natale, spero, con la possibilità di rilassarsi un attimo, di vivere momenti di serenità. Stiamo organizzando dei piccoli eventi, i mercatini di Natale, altre cose, perché credo che in una situazione del genere la rassegnazione, la resa alla solitudine come abbiamo vissuto in questi mesi non va bene. Fortunatamente in questo minuto il Paese non ha delle situazioni critiche in merito al Covid, per cui organizzeremo delle cose e spero che questo serva ad alzare il morale a tutti e a trascorrere un sereno Natale. Quando si tornerà alla normalità, al ripristino dei luoghi normali? Questo sinceramente io non ho una data, non ho una risposta ben precisa. Quello che posso dire è che da parte nostra c'è un impegno costante e ci sarà un impegno affinché ciò avvenga nel minor tempo possibile, insomma.
L'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto annuncia che il prossimo 29 dicembre sarà pubblicato il bando per il reclutamento di 1024 dipendenti da inserire nei centri per l'impiego, 100 funzionari negli uffici regionali e 46 nel corpo forestale per potenziare la pianta organica della regione siciliana. Prevista entro dicembre anche la pubblicazione del bando per 88 tecnici PNRR per 300 laureati da assumere per 3 anni alla Regione. Per le assunzioni in categoria D è necessario essere in possesso di specifica laurea e tra quelle richieste scienze politiche, giurisprudenza, scienze dell'economia, ingegneria informatica, scienze dell'educazione degli adulti, scienze statistiche, matematica. I candidati dovranno sostenere la sola prova scritta a quiz, preceduta dalla valutazione dei titoli dei partecipanti. Per chi supera la prova di concorso seguirà la valutazione dei titoli professionali e di servizio per determinare la graduatoria. Per le assunzioni nella categoria media C i candidati potranno partecipare alla sezione concorsuale con il solo diploma di scuola superiore senza nessuna preselezione dei titoli, ma solo la prova scritta. I saldi invernali in Sicilia inizieranno ufficialmente il 2 gennaio e si concluderanno il 15 marzo. L'assessore regionale alle attività produttive ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria di anticipare la data come nel resto d'Italia, dato che lo scorso anno sono iniziati il 7 gennaio a causa delle limitazioni e dei divieti per imprese e cittadini imposti dalla pandemia. L'assessore Turano afferma: ho voluto accogliere le richieste delle associazioni dei commercianti che conoscono a fondo il mercato in questo particolare momento e hanno chiesto di anticipare la data. A seguito dell'aumento dei casi di coronavirus nella popolazione scolastica, in attesa di effettuare una valutazione complessiva dei contagi, tutte le scuole di San Giovanni Gemini rimarranno chiuse nelle giornate di lunedì, giorno 6 e martedì giorno 7 al fine di effettuare un intervento di sanificazione. A renderlo noto sono il sindaco di Cammarata e San Giovanni Gemini. L'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Agrigento ha rinviato la consueta cerimonia annuale, peraltro già programmata, durante la quale i nuovi iscritti all'ordine avrebbero dovuto procedere al giuramento di Ippocrate. Inoltre si sarebbe svolta anche la premiazione dei medici che hanno raggiunto il 50° anno di iscrizione all'ordine. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, Santo Pitruzzella, spiega: si tratta di una decisione certamente sofferta, assunta in ragione dello stato pandemico che negli ultimi giorni ha fatto registrare una certa recrudescenza e ci ha imposto responsabilmente, non poteva essere diversamente, di annullare un evento che era atteso da 2 anni. Torna invece, dopo 2 anni di stop per pandemia, la cerimonia di conferimento delle toghe di diamante, platino, oro e argento destinata agli avvocati del Foro di Agrigento che hanno raggiunto il traguardo di 65, 60, 50 e 25 anni di iscrizione. L'evento, organizzato dal Consiglio dell'Ordine presieduto da Vincenza Gazziano, si terrà l'11 dicembre alle 15:30 al Teatro Pirandello. Fra i premiati quest'anno anche l'ex ministro Angelino Alfano, iscritto dal 1996. Acamante e Fillide 2021. L'Accademia d'Arte Michelangelo di Agrigento premia Maricetta Tirrito per il suo impegno nel sociale. Arturo Cantella. L'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, diretta dal professor Alfredo Prado, ha organizzato presso lo Spazio Temenos di Agrigento la cerimonia di assegnazione del premio Acamante e Fillide 2021. 10 le personalità selezionate dalla commissione, cui è stato assegnato il prestigioso premio Acamante e Fillide. Si tratta di Letizia Caiazzo, Marco Di Vitini, Giuseppe Labruna, Luca Lucchesi, Attilio Miani, Francesco Nocera, Maurizio Oddo, Filippo Scimeca, Maricetta Tirrito, Fulvio Toscano. Nel corso dell'evento si è potuto anche ammirare l'esposizione fotografica di scatti originali eseguiti a raggi infrarossi dall'artista Marco Di Vitini. È un premio che deve essere continuato negli anni. Noi abbiamo tracciato la questione di creare ad Agrigento dei premi di valore per personalità di valore.
Speriamo in futuro di organizzarlo ancora con altre personalità. La prossima edizione sarà addirittura a maggio del 2022, perché questa era quella che non si è fatta durante l'anno che sta per terminare causa pandemia. I premi sono stati scelti in base a dei criteri abbastanza selettivi e sono tanti. Sì, sono 10 premiati, i curriculum sono di personalità eccezionali con attività culturali di rilievo non solo a livello italiano ma anche internazionale. L'attività dell'Accademia come va dopo la pausa del Covid? L'Accademia va bene, e la questione è che l'Accademia è conosciuta più fuori dalla città di Agrigento che dagli agrigentini. Gli agrigentini non sanno che c'è questa bella realtà, qual è l'Accademia di Belle Arti, che è l'Università dell'Arte in Agrigento, ma invece è apprezzata da persone e da allievi che vengono dalla Cina, dall'Ucraina, anche dall'Italia e non solo dalla provincia di Agrigento ma da tutta la regione. Lei è stato riconfermato alla guida dell'Accademia, un fatto sicuramente importante anche per il futuro stesso dell'Accademia. Io l'Accademia da quando l'ho fondata ben 44 anni addietro sono stato sempre il direttore, sono stato sempre rieletto. Anche nei giorni scorsi sono stato rieletto per il triennio che parte da quest'anno. Sono molto onorata, sono felice di questa sorpresa, non me lo aspettavo. Chi di solito viene premiato non sa neanche dell'importanza delle opere che fa, in questo caso è una controprova che la direzione che ormai da tanti anni abbiamo preso con il lavoro che facciamo a sostegno delle donne vittime di violenza ha portato dei risultati concreti e che anche una importante accademia come quella di Agrigento insomma se n'è accorta. Ho eseguito qui ad Agrigento, c'è l'occhio della cattedrale che avete, tutte le più grandi vetrate che ci sono dal Vaticano qui in Sicilia le ho fatto io. Ecco, oggi questo importante riconoscimento che valore assume? Ma è un valore, mi scusi se me la levo perché non riesco a parlare. Di nuovo. Che valore assume questo premio? È un valore aggiunto, è un valore dove è il coronamento di un lavoro che si porta a una persona. Io ho 70 e più anni, dipingo da ben 50 anni, ho insegnato pittura, ho insegnato pittura all'Accademia di Belle Arti di Palermo, ho insegnato pittura in Argentina, ho insegnato pittura e ho ottenuto delle lezioni a Cartagine, a Lisbona. Ora sono qui ad Agrigento, che ritorno dopo 10-12 anni, grazie al professor Prado che fu così gentile, per me fu una sorpresa a conferirmi c'è questo premio. È sempre un riconoscimento che è sempre ben accetto, soprattutto fatto da un'accademia, e visto che io ho insegnato quasi 40 anni in accademia, ovviamente per me è molto importante insomma, come riconoscimento, molto prestigioso, quindi ringrazio la Commissione e il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Agrigento per questo riconoscimento. È un premio importante, come tutti i premi che si ricevono nella carriera professionale, in modo particolare dei giornalisti, che corona uno spessore di slancio verso la cronaca, verso l'opinione, verso la crescita culturale della gente. Lei è un giornalista, come vede oggi l'attività di un giornalista in questo momento? L'attività del giornalista oggi è un po' diversa da quella di ieri, perché oggi abbiamo tecnologie diverse, lo dice una persona che ormai sono 50 anni che fa giornalismo di quelli seri. Oggi è cambiato tutto naturalmente, prima si era un po' più cronisti di strada, oggi grazie alla telematica raggiungiamo la notizia in tempi rigorosamente brevi. Il premio intanto giunge alla seconda edizione. Il direttore Prado lo ha voluto fortemente per non segnare il passo, perché tutte le cose che segnano il passo poi si perdono e quindi ha fatto bene a riproporlo quest'anno, premiando 10 personalità illustri del mondo dell'arte, della letteratura, personalità che portano avanti quelle che sono le idee del nostro territorio. Parlare di Acamante e Fillide significa parlare della trasformazione,
della metamorfosi in generale e in particolare il nostro territorio che è in perenne cambiamento, in perenne metamorfosi, e le personalità di cui si parla questa sera sono proprio artefici di questo mutamento, di questo cambiamento, in positivo va da sé. Per cui è una bella serata all'insegna dell'evoluzione, all'insegna dei valori veri, dei valori autentici. La Sicilia è nota per aspetti un po' negletti a livello internazionale, qui invece questa sera si parla della luminosità del nostro territorio, della solarità vera. Anche oggi è un altro evento importante per Agrigento, continua a galoppare la cultura, l'arte agrigentina e sono onorato e lusingato di essere qui invitato e anche per anch'io donare un premio per la cultura e per l'arte. Corso per operatori antiviolenza all'Accademia delle Belle Arti di Agrigento. I dettagli nel servizio. Un'interessante iniziativa lei sta organizzando che si svolgerà oggi sabato e domani domenica. Un'iniziativa importante presso l'Accademia Belle Arti Michelangelo, se ce la vuole riassumere. Sì, stiamo organizzando insieme al Laboratorio Una Donna, che è un'associazione nazionale e di cui io sono la responsabile provinciale, un corso per operatori antiviolenza che si porta ad Agrigento per la prima volta. È un corso accreditato dal Ministero della Difesa ed è molto importante perché si può agire immediatamente come operatori. Questa iniziativa nasce dall'esigenza di difendere i più deboli, soprattutto le donne, perché sappiamo che in questo momento ci sono stati moltissimi femminicidi e questa cosa io personalmente me la sento nelle corde. Sono stata da tanto tempo che difendo sempre i più deboli, che faccio una politica dei più deboli, una politica di aiuto alle donne, e siamo un gruppo di donne animate da tanta buona volontà che ci porteremo per tutti e 43 i comuni della provincia di Agrigento e apriremo degli sportelli di ascolto e degli sportelli di aiuto per le prime necessità sia delle donne ma anche dei più deboli, delle persone fragili, delle persone bisognose, che in questo momento, sapete benissimo, di pandemia, in questo momento di fragilità emotiva, di fragilità psichica è necessario. Cominciamo proprio in questi 2 giorni, questo è l'inizio di un grande cammino che ci porterà sicuramente a raccogliere tante volontà, tante persone, quello che chiamo io tante anime belle che hanno voglia di creare, di costruire, di dare e di portare servizio nella comunità della provincia di Agrigento e attraverso la Presidente nazionale Marisetta Tirrito in tutta l'Italia. Quindi questo è importante. Avremo i saluti delle autorità domenica alle 12:30. Questo corso è sotto il patrocinio dell'ASP, del Lions Club Zolfare, del Comune di Agrigento, nella persona del Sindaco, del Laboratorio Una Donna nazionale e anche della Euroform. Nell'aula magna del Polo Universitario di Agrigento l'Arcidiocesi presenta il libro Sbarchi di Umanità. C'è il servizio. Sua Eccellenza, questa sera si presenta il libro Sbarchi di Umanità su una tematica quanto mai attuale, quella sulle migrazioni. Sbarchi di Umanità, tematica delle migrazioni, come dire, siamo sulla cresta dell'onda. Libro notevole, situazione spinosa, anche se pensiamo ai rotoli di filo spinato che si stanno stendendo in varie parti d'Europa. Il sottotitolo del testo è interessante perché parla di un contributo mediterraneo per una teologia dai poveri. A me questo dai rimanda al punto di vista con cui guardare la storia, dentro la storia il Mediterraneo, dentro il Mediterraneo questo movimento di popoli. Punto di vista dei poveri, punto di vista dal basso, ovvero di coloro che sono bisognosi di riconoscimento, bisognosi di umanità. E allora sbarchi di umanità in un tempo in cui forse siamo chiamati a farci tutti mendicanti di umanità.
Noi vogliamo fare una lettura che sia una lettura altra, una lettura diversa. Dal punto di vista del credente, la migrazione che cosa comporta per la fede? E chiaramente la migrazione da noi viene colta come un innesto di Vangelo nella storia, per cui abbiamo a che fare con un vero e proprio segno dei tempi, per cui dal punto di vista del credente è necessario non solo leggere la migrazione, ma leggerla così, in questo alveo, in questo contesto, a partire da quella che è la grande categoria della pastoralità del Concilio Vaticano II. E inoltre Lampedusa, la comunità di Lampedusa in una prospettiva credente è una comunità che si rigenera e si rigenera a partire da questa esperienza fondamentale di accoglienza. Lampedusa accogliendo sperimenta una epifania, una irruzione che è una irruzione di Dio, per cui al di là di tutte quelle che possono essere le problematiche di ordine politico, di ordine sociale, di ordine economico, a noi interessa soprattutto cogliere questa prospettiva e raccontare, narrare, perché si abbia memoria e non si perda la memoria del fatto. E oggi si conclude una settimana ricca di eventi che ci ha dato non solo la soddisfazione dell'impegno, ma anche la soddisfazione di dare seguito a quello che è il nostro mandato statutario, cioè di svolgere una terza missione in stretta collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio. Questa sera, con l'autorevolezza dell'impegno ecclesiale e con la importanza della solidarietà espressa dalla Caritas. La presentazione di questo libro, fra l'altro, rimette al centro dell'attenzione una problematica che ha delle implicazioni di vario genere, implicazioni politiche, sociali, economiche, culturali, etniche, cioè quello della migrazione. E fra l'altro il problema viene affrontato partendo da una base che non è soltanto letteraria, ma che è espressione di una esperienza di vita vissuta da Donna Stasi, che è uno degli autori del libro, che come è noto ha svolto la nobile attività, il nobile servizio del sacerdozio a Lampedusa in mezzo ai migranti. Io sono fermamente convinto che iniziative di questo tipo debbano essere non solo sostenute ma anche alimentate, e continuerà, al di là di quello che si è fatto in questo periodo, il nostro impegno e il nostro sforzo per essere presenti nel territorio con un messaggio che non può essere soltanto culturale o formativo, ma con un messaggio che ci auguriamo possa essere prevalentemente sociale, civile e culturale. Sua Eccellenza, presentazione di un libro su una tematica scottante, spinosa, preoccupante e a volte sembra anche insuperabile. Insuperabile per la obiettività della complessità, ma è una realtà che chiede ancora di aprire varchi nelle intelligenze, nei cuori e soprattutto nelle scelte che tutti siamo portati a fare. Penso a quanti oggi attraversano questo mare e penso che hanno il volto umano, portano vicende, storie, per cui la loro richiesta è quella che porta ogni uomo, è quello di vivere, è quello di poter avere un futuro di vita, per cui tutti siamo coinvolti in questa vicenda. È una scelta che ci riguarda tutti ed è chiaramente che è una scelta che riguarda anche un'Europa che non può dimenticare di inglobare il Mediterraneo dove tutto questo accade. È un libro emozionante anche perché a mio avviso riporta la questione su un terreno che ci deve interessare molto, ed è quello del fatto che le migrazioni non possono essere solamente un problema di carattere politico, un tema di discussione e di polemica, ma sono soprattutto un grande dramma umano, e questo Don Stefano vuole sottolineare, e come tale ci deve interessare tutti, e dobbiamo a un certo punto abbassare le armi e pensare soprattutto che ci sono delle persone che soffrono, che rischiano, che muoiono tutti i giorni, e non possiamo far finta e voltare la testa da un'altra parte.
Tumori alla mammella: in provincia di Agrigento più di 300 donne si ammalano ogni anno. Tutte le ultime novità diagnostiche e terapeutiche presentate nell'ambito di un convegno diretto da Antonio Savarino, primario dell'ospedale di Agrigento. Arturo Cantella. Gli oncologi siciliani si sono dati appuntamento ad Agrigento per presentare le novità diagnostiche e terapeutiche sul carcinoma della mammella. La direzione scientifica del congresso è del dottor Antonino Savarino, primario dell'unità operativa complessa di oncologia medica dell'ospedale San Giovanni di Dio. Il carcinoma alla mammella, argomenta il direttore scientifico del congresso, è il tumore più frequente della donna. Ogni anno si registrano in Italia 55.000 nuovi casi. Nella provincia di Agrigento più di 300 donne ogni anno si ammalano di questa malattia e molte di queste sono anche relativamente giovani. L'ospedale di Agrigento è oggi un'eccellenza per la gestione del carcinoma mammario, in quanto sede di un centro di oncologia senologica coordinato dal dottore Savarino, in cui opera una squadra di professionisti che quotidianamente si prendono cura delle pazienti con tumore della mammella. L'evento è coordinato dalla società Omnia Congress di Agrigento. Sì, è il solito incontro annuale che noi facciamo per cercare di fare il punto su tutto quanto di nuovo c'è, sia nell'ambito della diagnostica, sia nell'ambito della terapia chirurgica radiante e della terapia oncologica dei tumori della mammella. Mi lasci dire che il tumore della mammella è un argomento estremamente importante e particolarmente sentito all'interno della popolazione medica, proprio perché è un tumore estremamente frequente. Una donna su 8 oggi si ammala di tumore della mammella. In Italia ci sono circa 55.000 nuovi casi all'anno di tumore della mammella e nella nostra provincia ogni anno più di 300 donne ammalano di tumore della mammella. È un tumore che, se diagnosticato precocemente, è guaribile. Ed è guaribile perché? Perché da un lato c'è la diagnosi precoce, ma dall'altro lato ci sono anche terapie innovative che oggi noi abbiamo a disposizione, ma credo che ancor di più è importante avere la consapevolezza che un approccio pluridisciplinare fa la differenza. Cosa voglio dire? Che sicuramente il tumore della mammella, che in realtà non è una singola entità, sono malattie diverse tra di loro, quindi che richiedono un approccio diverso, sia perché biologicamente diverse le malattie, sia perché insistono su persone diverse che possono avere anche malattie concomitanti. Questo tumore alla mammella deve essere gestito, dicevo, non da un singolo specialista, ma da un'equipe di specialisti di branche differenti che sono comunque accomunati tutti dall'avere una particolare expertise nella diagnosi e nella gestione di questo tipo di malattia, di questo tipo di tumore. Questo tipo di organizzazione, che va sotto il termine di Breast Unit, noi l'abbiamo realizzata ad Agrigento e siamo contenti di questo, già identificati dall'assessorato alla salute come centro di riferimento regionale nell'ambito di quella che è la rete regionale dei centri di senologia. Cosa significa questo? Che noi lavoriamo in equipe, discutiamo tutti insieme ogni singolo caso e quindi oggi riusciamo a operare le nostre mammelle all'interno del nostro ospedale, riusciamo a fare diagnosi precoce, riusciamo a fare tutte le terapie più innovative sia da un punto di vista chirurgico, radiante, sia da un punto di vista oncologico medico, sia da un punto di vista delle terapie di supporto, che garantiscono l'eccellenza del percorso e del trattamento. Quindi il nostro obiettivo, che stiamo cercando di raggiungere con un numero di persone che vengono trattate sempre più grande, è quello di evitare una migrazione sanitaria, i cosiddetti viaggi della speranza, sia extraprovinciale ma principalmente extraregionale, che tanto fastidio arrecano non solo alla paziente ma anche ai suoi familiari in un periodo peraltro della vita di particolare fragilità legato per l'appunto alla presenza di questa patologia. E allora noi vogliamo in questo convegno, che segue quello che è il format della pluridisciplinarità, mandare sostanzialmente un messaggio
alla popolazione. Noi abbiamo creato una struttura organizzativa che è la Breast Unit, che è in grado di gestire tutte le pazienti e anche gli uomini, perché il cancro della mammella esiste anche negli uomini, all'interno del nostro ospedale. Ritornando al convegno, dicevamo che il format è quello della pluridisciplinarietà, per cui noi avremo una sessione dedicata alla diagnostica e a tutte le novità tecnologiche che ci sono in questo senso, una sessione dedicata alle terapie locoregionali, quindi alla chirurgia ricostruttiva, alla radioterapia, una sessione dedicata all'oncologia medica con tutta una serie di farmaci innovativi che oggi abbiamo a disposizione per curare al meglio i tumori della mammella sia nella fase precoce che nella fase avanzata della malattia, e poi una sessione dedicata anche alla genetica, dove parleremo della biopsia liquida, parleremo del tumore ereditario e parleremo anche di quella che è la chirurgia profilattica, che può essere fatta a quelle donne che sono purtroppo portatrici di un gene mutato, il gene BRCA1 o BRCA2, che le espone ad un alto rischio di sviluppare un tumore alla mammella o un tumore dell'ovaio. Ed infine l'ultima sessione sarà dedicata alle terapie di supporto, sia di supporto fisico delle pazienti che stanno seguendo un trattamento e che quindi devono essere gestite per ridurre al minimo gli effetti collaterali di questo trattamento, per esempio chemioterapico, sia a quello che è il supporto psicologico che deve accompagnare le pazienti in questo percorso di diagnosi e cura, che è un percorso che le rende particolarmente fragili, grazie all'ausilio delle nostre psicologhe. Questo perché noi vogliamo non solo curare, ma prenderci cura delle nostre pazienti. È la malattia più diffusa, sentivo nella sua relazione, ecco, a tal proposito che consigli dare? Il consiglio è innanzitutto quello di controllarsi. Controllarsi significa sottoporsi periodicamente a una visita senologica, sottoporsi a partire dai 40 anni alla mammografia e sottoporsi a partire dai 50 anni alla mammografia di screening. Voglio dire, specialmente alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, una età in cui è altissimo il rischio di poter avere un tumore della mammella. Quando arriva a casa l'invito mandato dalla nostra azienda, dalla nostra ASP, per essere sottoposti a mammografia, dobbiamo aderire, perché tante volte mi è capitato di vedere pazienti che non avevano niente, non avevano disturbi, perché sono donne sane, che poi facendo questa mammografia hanno visto tumori piccolissimi o addirittura delle microcalcificazioni che possono essere la spia di un qualcosa che non è ancora un vero tumore, ma un fattore di alto rischio per sviluppare un tumore. Quindi la prevenzione è assolutamente importante come prima cosa, e la seconda cosa, affidarsi per la cura del tumore della mammella alle Breast Unit, dove non un singolo medico, ma un'equipe di specialisti, tutti particolarmente esperti nella gestione del tumore alla mammella, si prende cura della persona malata. Devo dire che si sono fatti passi in avanti. Io mi trovo nell'ASP di Agrigento da ormai 3 anni, ci siamo trovati di fronte a una scarsa adesione da parte della popolazione, mentre oggi ci ritroviamo ad avere delle importanti liste d'attesa che ci hanno imposto chiaramente anche di aumentare il numero di sedute settimanali, e questo è sicuramente un dato incoraggiante, proprio perché anche all'interno della popolazione si è avuta e si è verificata questa assoluta adesione, e questo probabilmente anche per il tipo di servizi che riusciamo ad offrire. Ad oggi noi riusciamo non solo ad effettuare interventi classici nell'ambito della chirurgia senologica di tipo demolitivo, ma anche di tipo ricostruttivo, ed in particolar modo secondo quelli che sono i principi dell'oncoplastica ricostruttiva della mammella, che si affida per così dire ai principi della ricostruzione di natura estetica. Quindi devo dire che è vantaggioso poter offrire alla popolazione un servizio che funziona da ormai un anno, cioè da quando ci siamo trasferiti dalla chirurgia di Canicattì al polo del San Giovanni di Dio qui ad Agrigento. Quindi evidentemente è un frutto di un lavoro importante che avete fatto durante questo periodo.
Sì, assolutamente, con non pochi sacrifici devo dire, siamo riusciti, nonostante tutta una serie di problematiche chiaramente di natura burocratica, a costituire l'unità di chirurgia senologica ancora nascente e ancora da istituzionalizzare, che però già si muove all'interno degli spazi della chirurgia vascolare del presidio di Agrigento e fortunatamente grazie anche alla collaborazione del personale infermieristico che ci coadiuva nell'assistenza delle pazienti oncologiche che appunto devono essere sottoposte a trattamento chirurgico. Un congresso importante per fare un po' il punto della situazione, sì, da un punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista divulgativo, perché comunque quello che vogliamo fare passare è appunto il messaggio alla nostra popolazione che di mammella si può fare diagnosi e trattamento ad Agrigento su dei livelli davvero di eccellenza. Infatti anche persone fuori provincia ormai raggiungono la nostra breast unit per fare la diagnosi, per fare degli approfondimenti presso la nostra radiologia e presso la nostra diagnostica senologica legati a mammografie, risonanza magnetica, biopsie, stereotassico, ecoguidate, dopodiché la paziente una volta che viene fatta la diagnosi viene indirizzata nell'ambito della breast unit alle altre figure che lavorano di squadra con noi radiologi, quindi l'oncologo, il chirurgo, l'anatomopatologo, il radioterapista, tutte figure che insieme fanno squadra per dare il miglior servizio possibile ovviamente alla donna affetta da questo gravissimo problema. Ecco, questo lavoro di sinergia e di equipe vi ha portato sicuramente a raggiungere ottimi livelli, ecco, si può dire che ad Agrigento c'è un'ottima struttura e che non bisogna andare fuori. Guardi, mai come nella mammella un lavoro di squadra, di equipe, dove ogni specialista che si occupa di mammella da diversi punti di vista è l'unico modo per garantire un vero servizio di qualità alla paziente. E devo dire che ad Agrigento questo si fa veramente molto bene e essere quasi dedicati ormai, ognuno con le nostre competenze, alla diagnostica senologica e quindi al trattamento del tumore della mammella e garantisce l'eccellenza in assoluto alle nostre pazienti, e questo lo viviamo anche nel riscontro quotidiano. Se all'inizio le pazienti andavano fuori per trattarsi, adesso la migrazione sanitaria per quanto riguarda questo problema è pressoché inesistente, perché è possibile fare diagnosi, è possibile fare diagnosi sempre più precoce. Abbiamo trovato anche tumori di 1 millimetro che magari sono clinicamente silenti ma che dopo qualche tempo avrebbero dato gravi problemi, e quindi si può fare trattamento di qualità anche ad Agrigento. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. L'azienda agricola Geva, protagonista del progetto Valorto, ospite della trasmissione Linea Verde di Rai 1, Arturo Cantella. L'azienda agricola Geva dei fratelli Giuseppe, Emanuele e Andrea Vita è stata presente su Rai 1 nella trasmissione Linea Verde Live. In tale occasione l'azienda Geva, specializzata nella coltivazione ed esportazione internazionale di prodotti ortofrutticoli, ha approfondito la coltivazione del limone biologico siciliano con tecniche moderne, la coltivazione del caviale di limone e il nuovo progetto della coltivazione del kojak, della patata dolce e della zucca rossa per la valorizzazione di specie orticole ai fini nutraceutici. Progetto Valorto, misura 16.1 PCR Sicilia 2014-2020. Nonostante le avverse condizioni climatiche delle ultime settimane, i fratelli Vita continuano a credere con fermezza che l'agricoltura gestita con tecniche innovative e con spirito di cooperazione sia un volano fondamentale per l'economia della nostra provincia. Ricordiamo che il progetto Valorto, curato dall'azienda agricola Gevi dei fratelli Vita, è stato presentato recentemente ad Agrigento alla presenza di qualificati esperti che hanno relazionato sui risultati ottenuti e che lo stesso si è proposto di trasferire e validare una serie di strumenti innovativi per la coltivazione di selezioni clonali di zucca d'inverno, patata dolce e varietà kojak, che ha mirato alla produzione di farine e alla valutazione di effetti salutistici di un mix opportunamente scelti e calibrati e sali minerali, mix equilibrati pensati per la salute del corpo, che possiedono caratteristiche anti-iperglicemiche, ipocaloriche con attività di ipercolesterolemia.
Il progetto è nato anche per risolvere alcune delle problematiche connesse con le esigenze di innovazione e riqualificazione del settore orticolo regionale, rispondendo ad alcune delle criticità riscontrate in questo settore a livello nazionale ed europeo. Siamo adesso alla pagina sportiva. Eccellenza, mancano 3 giornate alla conclusione del girone di andata. Promozione c'è attesa per il derby Raffadali-Camarat. Carmelo Lentini. A 3 giornate dalla conclusione del girone di andata del campionato di eccellenza, tutto rimane incerto nella parte superiore della classifica generale. Giornata dopo giornata, in base ai risultati, la classifica assume nuove posizioni ed è un continuo sale e scendi. Anche questo 13° turno potrebbe dargli un ulteriore riassetto. Basta scrutare le gare che si giocano questa domenica. Iniziamo con Nissa Don Carlo Misilmieri e, perché no, anche Unitas Sciacca Canicattì. Attenzione però, perché non c'è nulla di scontato. Sarà dura ad esempio per l'Acregas affrontare la Parmonval. La compagine palermitana di recente è affidata al tecnico Marcaprile, è stata sempre un avversario tosto, combattivo e duro a morire. Tra l'altro la compagine di Partanna Montello ha mostrato i muscoli a Favara, cedendo di misura dopo un'autentica battaglia campale. Questo match sarà diretto da Giuseppe Martaggi e Raso di Messina, assistito da Giuseppe Saragino e Arturo Artellini, entrambi di Ragusa. A Campofranco, invece, stadio amico della Nissa, arriva il Don Carlo Misilmeri. Si tratta di una gara dall'esito incerto, ma le 2 squadre che mirano al campionato faranno di tutto per conquistare l'intera posta in palio. Arbitrerà questa gara Elia Nunzio Maria Salerno di Catania. La partita traina Mazzarese, prevista per questa domenica, è stata nuovamente rinviata a data da destinarsi. La causa è sempre la stessa, e cioè la positività di alcuni tesserati ennesi. Per quanto riguarda le agrigentine, il casaltermine di Accursio Sclafani sarà impegnato al Nino Vaccara con il Mazzara. La squadra agrigentina proviene da una vittoria che potrebbe essere il preludio per un'ascesa verso zone tranquille della classifica. La gara è stata affidata a Rosario Zangara di Palermo. Lotta fratricida invece a Sciacca, dove sarà impegnato il Canicattì di Lillo Bonfatto. L'esito della gara appare molto incerto tra 2 squadre che domenica scorsa hanno perso ma a testa alta. Paolo Di Carlo di Pescara è l'arbitro designato per questo match. Impegno esterno per il Pro Favara, che trova sulla propria strada il Monreale. La compagine favarese, che di recente ha prelevato in prestito dall'Acregas il centrocampista Simone Giuffrida, dopo un inizio di torneo incerto, adesso sembra aver intrapreso la strada giusta per raggiungere la zona più salubre della classifica. Questa gara è stata affidata a Nicolò Melodia di Trapani. All'Estereto arriva la Parmonval, bisogna vincere per rimanere in vetta al campionato. Certo, ormai tutte le partite che si giocano bisogna fare il risultato e domenica sarà una delle tante partite a cui bisogna, diciamo così, acquisire i 3 punti in palio. Quale messaggio vuole lanciare ai tifosi? L'Acregas ha bisogno del pubblico per spingere. Ma anche da questo punto di vista sono contento, perché ho visto che nell'ultima partita di campionato con il Canicattì c'era una fortissima presenza del pubblico agrigentino e questo mi ha fatto piacere, vuol dire che la città si sta avvicinando alla squadra. Domani all'Esseneto la sfida contro la Parmonval, terzultima del girone di andata. Che gara dovremmo aspettarci domani pomeriggio all'Esseneto? Il direttore Giuseppe Cammarata. Domani affrontiamo la Parmonval, che è una buona squadra. La classifica attuale non gli fa onore secondo me, perciò sarà una partita da prendere con le pinze, da affrontare con la massima concentrazione, sapendo che sarà una battaglia. Quali potrebbero essere le insidie di questa sfida? Le insidie sono dietro l'angolo in ogni partita. Ripetiamo sempre le stesse cose, è importante approcciare le partite con la giusta determinazione e poi si aspetta il risultato del campo. Giovanni Leonardi, domani all'Esseneto arriva la Parmonval, i 3 punti sono obbligatori per i biancoazzurri per rimanere in vetta al campionato? Sì, i 3 punti sono fondamentali per rimanere in vetta al campionato e
non cedere nemmeno un centimetro sulle altre squadre, cercheremo di dare il massimo come sempre su ogni partita, su ogni pallone, senza mollare mai. Che avversario ti aspetti all'Esseneto? Un avversario tosto, come tutte le squadre di questo girone, secondo me non ci sono partite facili. Come è arrivata a questa sfida mentalmente e fisicamente? Ma mentalmente stiamo bene, fisicamente pure, quindi siamo pronti per giocarci la nostra partita. Poi la parola passa al campo. Quanto sarà importante l'apporto del pubblico? Ma spero di vedere una bella cornice di pubblico per domani, perché già come ti ho detto 2 settimane fa c'era una bella cornice di pubblico contro il Canicattì e a noi ha fatto piacere. Vuol dire che alla città stiamo piacendo e abbiamo sempre di più tifosi più vicino. Beh, sicuramente le partite sono tutte difficili da affrontare questa stagione, perché le squadre sono tutte abbastanza organizzate, strutturate. Poi noi siamo una grande squadra e quindi chiunque venga qui viene a fare una partita importante contro una classe importante. Quindi le difficoltà ci sono e noi cercheremo di azzerarle il più possibile e portare i 3 punti a casa. Ecco, i 3 punti sono obbligatori perché in caso di vittoria l'Akragas rimarrebbe in vetta al campionato. Sì, noi stiamo cercando di mantenere domenica dopo domenica dei risultati positivi e di stare sempre in vetta, quindi i 3 punti sono fondamentali. Nel campionato di promozione Girone A è arrivato il giorno del derby tanto atteso tra Raffadali e Camarat. La compagine raffadalese di recente ha cambiato tecnico e al posto di Angelo Mercante è arrivato l'esperto Giovanni Falsone, che ritorna a Raffadali dopo alcuni anni. Si ritroveranno di fronte dunque 2 vecchi amici, Falsone da una parte e Nino Bellomo dall'altra, entrambi in passato sulla panchina dell'Akragas. Le 2 squadre cercano riscatto dopo le recenti sconfitte maturate a Ganci, il Raffadali per 4-6 e in casa il Camarat con il Lascari Cefalù per 1-3. Guardando la classifica, la compagine Falsone, che ha 14 punti, è meglio messa rispetto a quella di Bellomene che ne ha 9. Questa partita è stata affidata a Francesco Allotta di Trapani con assistenti Antonio Pintabona e Vincenzo Gargano di Palermo. Da evidenziare il big match della giornata di questo campionato tra le 2 altolocate, e cioè Resultana San Lorenzo che ha 22 punti e Gagini che ne ha 21, che si gioca in anticipo questo sabato. Queste gare in programma sono Resultana San Lorenzo e Ganci, poi Città di San Vito Lo Capo Alba Alcamo, Folgore Casteldaccia, Lascari Cefalù Villabate, Raffadali e Supergiovane Castelbuono Fulgatore e Città di Carini e Partinico Audace. In prima categoria, Girone B, le agrigentine presenti in questo campionato vivranno un turno abbastanza impegnativo e nello stesso tempo incerto. Al Saraceno sarà derby tra il locale Ravanusa e l'Empedoclina. Entrambi navigano nei bassifondi della classifica e specie l'Empedoclina proviene dalla sconfitta interna con il capolista Aspra. Per quanto riguarda la compagine ravanusana, domenica scorsa invece non ha giocato per maltempo. Dopo la sconfitta esterna sul campo del Bagheria, l'Atletico Favara torna a giocare in casa con l'ultima della classe, e cioè il Real Trabia. La vittoria in questo caso è d'obbligo. Chi se la vedrà brutta invece sarà il Gemini di Renato Maggio, che sul proprio campo ospita la seconda in classifica, e cioè il Bagheria. Comunque vediamo un po' quali sono le gare di questo campionato di prima categoria. Aspra Don Bosco Mussomeli, Atletico Favara Real Trabia, Sporting Termini Master Pro, Gemini Bagheria Città delle Ville, Ravanusa Empedoclina e Sommatinese Sciara. Juniores, ieri la partita Aragona-Akragas, Tonino Butera. Gran bel pomeriggio di sport, quello di ieri ad Aragona, all'Aragona Stadium Totò Russo, dove si sono affrontate le formazioni giovanili della Juniores, Aragona ed Akragas. Il risultato finale è di 4-1 per la squadra di casa, grazie alla tripletta di Stefano Zammito al gol di Gabriele Sacco. L'Akragas si era portato in vantaggio con Spataro. Una vera e propria festa che ha visto coinvolte le famiglie, i vertici delle 2 società con
il presidente dell'Aragona Luigi Monreale a fare gli onori di casa al direttore generale dell'Acragas Giuseppe Deni. Oggi pomeriggio gara juniores, derby agrigentino tra Aragona e Acragas, ha vinto sul campo l'Aragona, ma a fine partita vi è stato un terzo tempo semplicemente straordinario, ha trionfato il fair play. Assolutamente sì, ma dico, al di là del risultato sportivo che ci ha visti oggi vittoriosi sui cugini dell'Acragas, la cosa più importante è avere allestito questa splendida area hospitality proprio per rendere omaggio alla società Acragas che tanto stimiamo e alla quale auguriamo la vittoria del campionato di eccellenza. Qual è il futuro per l'Aragona Calcio? L'Aragona, il nostro è un progetto giovane, nato da qualche mese. Come ho ribadito in precedenti occasioni, il nostro è anzitutto un progetto che ha un forte impatto di carattere sociale. Poi dal punto di vista sportivo stiamo cercando di costruire qualcosa di importante per la nostra comunità. Giuseppe Deni, direttore generale dell'Acragas, oggi ha seguito la gara juniores tra Aragona e Acragas. I giovani dell'Acragas hanno perso, però ha trionfato lo sport, ha trionfato il fair play a fine partita. Sì, certamente sono stato contento di essere venuto a vedere questa partita perché ho potuto vedere che c'è una società importante, una società che investe nel settore giovanile in maniera imponente e tutto questo mi ha fatto piacere. Per quanto riguarda lo stadio di Aragona, potrebbe diventare così l'Essaneto con questo meraviglioso manto erboso di erba sintetica? Proprio così no, perché mi dicono i tecnici che per fare le categorie superiori c'è bisogno di un ibrido, cioè un misto tra il sintetico e il naturale. Però ho visto che il campo è eccezionale, un campo di sintetico ed è di ultima generazione. Parliamo di calcio giocato, domenica all'Essaneto arriva la Parmonval, bisogna vincere per rimanere in vetta al campionato. Certo, ormai tutte le partite che si giocano bisogna fare il risultato e domenica sarà una delle tante partite a cui bisogna, diciamo così, acquisire i 3 punti in palio. Quale messaggio vuole lanciare ai tifosi? L'Acragas ha bisogno del pubblico per spingere. Ma anche da questo punto di vista sono contento perché ho visto che nell'ultima partita di campionato con il Canicattì c'era una fortissima presenza del pubblico agrigentino e questo mi ha fatto piacere, vuol dire che la città si sta avvicinando alla squadra. Anche l'azienda aragonese Terra d'Unge a fianco dell'Aragona Calcio per lo sviluppo dello sport e di questi ragazzi che oggi stanno giocando, davvero una bella cosa questo connubio. Sì, assolutamente sì. Diciamo che lo sport è sicuramente la terza agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola e esso favorisce effettivamente l'acquisizione di competenze che non sono soltanto di movimento, quindi motorie, ma anche cognitive e relazionali. E abbiamo visto che ci sono studi che dimostrano come queste competenze acquisite nello sport si possono poi efficacemente anche utilizzare in altri contesti di vita. Quindi il rispetto delle regole, tutta questa serie di competenze sono estremamente importanti. Non abbiamo voluto ovviamente tirarci indietro, anzi Terra d'Unge è molto attenta ai temi culturali, ai temi anche di promozione e sviluppo del nostro territorio e quindi siamo a fianco di Aragona Calcio, assolutamente sì, con grande gioia. Per voi un pomeriggio perfetto, avete ribaltato l'Acragas nel derby tra due squadre nel campionato juniores, una vittoria bellissima che dedichi a chi? È una partita che dedico ai miei genitori che mi hanno sempre accompagnato e a mio nonno. Parliamo della partita, primo tempo sotto di un gol, poi i 4 gol dei tuoi compagni che hanno sancito la vittoria dell'Aragona. È stata una partita molto difficile perché eravamo sotto, poi l'abbiamo ripresa grazie ai miei compagni. Perché hai scelto di fare il portiere? Perché è un ruolo affascinante, perché non puoi sbagliare. Giocare in questa squadra per te cosa vuol dire, cosa rappresenta? È una grandissima emozione perché è una squadra che è molto professionale. Le qualità di questa squadra quali sono? La qualità di tutta, l'organizzazione, il mister che ci accompagna, tutto.
Giuseppe Deni, direttore generale dell'Acragas, oggi ha seguito la gara juniores tra Aragona e Acragas. I giovani dell'Acragas hanno perso, però ha trionfato lo sport, ha trionfato il fair play a fine partita. Sì, certamente sono stato contento di essere venuto a vedere questa partita perché ho potuto vedere che c'è una società importante, una società che investe nel settore giovanile in maniera imponente e tutto questo mi ha fatto piacere. Per quanto riguarda lo stadio di Aragona, potrebbe diventare così l'Essaneto con questo meraviglioso manto erboso di erba sintetica? Proprio così no, perché mi dicono i tecnici che per fare le categorie superiori c'è bisogno di un ibrido, cioè un misto tra il sintetico e il naturale. Però ho visto che il campo è eccezionale, un campo di sintetico ed è di ultima generazione. Parliamo di calcio giocato, domenica l'Essaneto arriva alla Parmonval, bisogna vincere per rimanere in vetta al campionato. Certo, ormai tutte le partite che si giocano bisogna fare il risultato e domenica sarà una delle tante partite a cui bisogna, diciamo così, acquisire i 3 punti in palio. Quale messaggio vuole lanciare ai tifosi? L'Acragas ha bisogno del pubblico per spingere. Ma anche da questo punto di vista sono contento perché ho visto che nell'ultima partita di campionato con il Canicattì c'era una fortissima presenza del pubblico agrigentino e questo mi ha fatto piacere, vuol dire che la città si sta avvicinando alla squadra. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.